Benvenuti, oggi è giovedì 12 dicembre 2024. Il sole sorge alle 7.05 e tramonta alle 16.42. La luna sorge alle 14.11 e cala alle 3.38. La Chiesa oggi celebra Santa Giovanna di Chantal. Il nome Giovanna ha origine ebraica e significa dono del Signore. Oggi, 12 dicembre, si celebra la Giornata mondiale della copertura sanitaria universale. Istituita dalle Nazioni Unite nel 2012 con l'obiettivo di attivare procedure utili sul tema dell'accesso ai servizi sanitari nelle agende governative degli Stati nazionali, riducendo le lacune nella tutela sociale e le disuguaglianze all'interno di uno stesso paese e tra i paesi, con equità ed accesso alle cure per tutti. Secondo gli ultimi dati forniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, metà della popolazione mondiale non ha ancora accesso ai servizi sanitari essenziali, con milioni di persone che vivono in condizioni di povertà, con difficoltà nel sostenere spese per l'assistenza sanitaria. Festeggia 54 anni l'attrice americana Jennifer Connelly. A 14 anni debutta al cinema in C'era una volta in America di Sergio Leone. La consacrazione arriva nel 2002 col Golden Globe e Oscar come migliore attrice non protagonista per il ruolo di Alicia Nash in A Beautiful Mind, diretto da Ron Howard. E sono 55 le candeline per l'atleta britannica naturalizzata italiana Fiona May. Dai campionati europei di Budapest del 1998 detiene il record italiano di salto in lungo con la misura di 7,11 metri. Ha vinto 2 medaglie d'argento alle Olimpiadi nel 1996 e nel 2000 e 2 ori, un argento e un bronzo ai mondiali. Infine compie 67 anni la scrittrice triestina Susanna Tamaro. Nel 1994 il suo romanzo epistolare Va dove ti porta il cuore, accolto tiepidamente dalla critica, è un incredibile successo di pubblico che supera le 15 milioni di copie nel mondo. È il 12 dicembre del 1969, a Milano, nella Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana, esplode una bomba, provocando 17 morti e 88 feriti. La strage, collegata ad analoghi attentati nello stesso giorno a Roma, è il primo anello di una lunga catena di attacchi terroristici che insanguinano l'Italia negli anni 70. Le stelle visibili a occhio nudo sono state classificate nel II secolo a.C. dall'astronomo greco Ipparco, che le suddivise secondo la luminosità. Un sistema in uso ancora oggi. Sono circa 6.000 in tutto, ma a causa dell'inquinamento luminoso, dalle nostre città se ne vede solo qualche centinaia di quelli che potremmo vedere. Buongiorno ai 12, oggi inizia l'opposizione della bella Venere col fuoco su Marte. Ne avrà sicuramente ragione visto che Marte è più debole e retrogrado, ma quali saranno gli effetti sui 12 segni zodiacali? Scopriamoli insieme. Ariete, il vostro Marte è proprio sotto attacco non solo di Venere che inizia la sua opposizione che durerà un po', ma anche della Luna proprio oggi, per cui oggi è una giornata un po' di calo assolutamente delle energie del vostro archetipo, per cui avendo ben trascorso sotto dei passaggi planetari interessanti la settimana, oggi fermatevi un po', non è il caso di sfidare la sorte. Toro, la Luna oggi è nei vostri gradi, ma è una Luna un po' nervosa proprio perché quadra sia a Venere che a Marte, per cui oggi uno dei due vostri archetipi, Venere
appunto non è proprio ben disposto nei vostri confronti. Probabilmente alcune recriminazioni sul rapporto di coppia potrebbero farvi fare delle considerazioni che rivedono un po' l'importanza o la solidità del rapporto in sé. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che prevede il vostro Giove essere l'unica possibilità di mettere un po' d'accordo Venere e Marte, ma non ci riuscirà con grandi risultati. Essendo però Venere in trigono e Marte in sestile, siete un po' esenti da tutto quello che invece questa opposizione genera in tutto il resto dello zodiaco, e per voi, tra i pochi fortunati, in quel sentimento vive bene. Cancro, la vostra giornata oggi è una giornata molto interessante. La luna torna amica, è in Toro, è una luna un po' nervosa che ha degli aspetti negativi, ma per voi vuole significare che è presente fortemente il divario tra amore e lavoro, tra scelte vostre personali e desideri del partner che potrebbero essere diversi, mediate. Leone, la giornata di oggi prevede proprio nel vostro cielo un po' di disordine. Plutone in opposizione a Marte che è nei vostri gradi, Venere si aggiunge, ma anche la Luna che quadra dal Toro. Oggi non è proprio una splendida giornata per voi, che dovrete stare attenti a modulare bene l'energia, a essere molto diplomatici, seppure debolmente. Mercurio vi aiuterà a essere molto diplomatici, quantomeno dialetticamente. Vergine, la vostra giornata oggi ha una splendida luna in trigono, si riprendono un po' le emozioni, a fatica però, perché il vostro dilemma per adesso sembra essere quello basato su quanto o come siete amati o benvoluti. Ecco, Marte e Venere accompagneranno questa opposizione che vi farà riflettere non poco. I dubbi che Marte insinua possono essere dipanati da un buon dialogo, anche se Mercurio per adesso non è granché vostro alleato. Bilancia, la giornata di oggi prevede la fine dell'opposizione della Luna, quindi l'umore migliora, risale. La bella Venere, il vostro pianeta, è in lotta con Marte, ma dai vostri gradi si sente poco questa tensione. Si traduce più che altro come un'attrazione nuova per una persona che ritenete molto affascinante. Scorpione, a proposito di fascino, e beh, ci mancava solo la Luna in opposizione dal Toro oggi, ma Marte e Venere sono anch'essi in quadratura. Diciamo che per lo Scorpione non è proprio granché un periodo pieno di grandi certezze affettive, che però arriveranno presto e che quindi dovranno semplicemente darvi il tempo di concentrarvi per adesso sulle cose pratiche e badare un po' meno ai sentimenti che si aggiusteranno tra un po'. Sagittario, giornata oggi molto interessante. Mentre Venere e Marte, con cui siete in buoni rapporti zodiacali, anzi proprio Mercurio, vostro ospite, fa da punto di raccordo tra questa opposizione. E questo vi aiuterà a essere comunque quelli che riescono a risolvere oggi una qualche situazione di tensione, a portare una buona parola, ad essere comunque fautori di conciliazione e di accordi per voi molto importanti. Capricorno, giornata oggi da Luna in trigono, si placano un po' le ansie da un punto di vista razionale. Emotivamente però quella Luna vi dice che a livello affettivo c'è qualcosa che vi disturba, forse anche voi a volte avete bisogno di semplici coccole o dolcezze. Chiedetele più serenamente, non fatevele storcere, proprio perché non siete molto bravi generalmente a esternare il vostro bisogno affettivo. Acquario, la bella Venere nei vostri gradi vi porta un po' di tumulto, proprio perché decide di aggredire Marte ponendosi in opposizione. Anche la Luna in Toro oggi non vi aiuta, è una giornata un po' nervosa e tesa affettivamente, forse proprio perché state tentando di smontare le vostre ultime resistenze all'amore e a qualcuno che vuole conquistarvi. Pesci, giornata oggi che prevede una luna amica, ma una specie di terremoto zodiacale che riguarda gli affetti intorno a voi. State attenti e osservate bene, e soprattutto non impelagatevi in questioni che non sono direttamente vostre. Oggi sarà semplice per voi empatizzare sia la gioia che il dolore delle persone che avete accanto, quindi abbiate cura di voi.
Leggi The Voice e il pensiero corre subito a lui, a quella che per molti è stata la voce più bella del secolo scorso e a quegli occhi azzurri che hanno ammaliato milioni di spettatori al cinema. Frank Sinatra nasceva il 12 dicembre 1915, è stato un mito in parte italiano visto che il padre era siciliano e la madre originaria della Liguria. I suoi cavalli di battaglia più noti, da Strangers in the Night a My Way, sono ancora oggi tra i più seguiti al mondo. La traduzione di questa espressione inglese può risultare davvero pericolosa. Blow a fuse si traduce infatti con far saltare un fusibile. Direi che non è il caso di affidarci al correttore automatico, ma di italianizzarla con il nostro perdere le staffe. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il pittore Edvard Munch è il matto di oggi. È maestro indiscusso nella rappresentazione della psiche e del dramma individuale sulla tela. Da bambino assiste alla morte della madre per tubercolosi e alla malattia mentale del padre e della sorella. Da giovane vive una turbolenta storia d'amore. In seguito a una furiosa lite, alla donna parte un colpo di pistola che gli fa perdere un dito della mano. Dopo una serie di ricoveri legati anche a problemi di alcolismo, vive appartato unicamente in compagnia dei suoi dipinti, fino al giorno della sua morte. Ci salutiamo con la frase del giorno. La vita non si spiega, si vive. Ed è con tanta voglia di vivere, di fare e di imparare che diamo il benvenuto ad un nuovo giorno. Il nostro appuntamento di oggi termina qui, ma ci vediamo domani sempre qui su questi schermi. Buona giornata dalla vostra Martina.